Bentrovati, eccoci con padre Salvatore Bucolo a raccontarvi oggi la storia di amore, di un grande amore tra un papà e un figlio. Abbiamo intitolato questa nostra trasmissione La forza dell'amore. Ben trovato Dario, ben trovato Jacopo, fra poco parleremo con voi, ma prima vogliamo farvi vedere questo piccolissimo video. La vita va affrontata, vissuta, curata, rispettata e mai dimenticata, perché sarebbe come cancellare qualcosa di noi, perché anche il momento più buio può nascondere una luce luminosa. Sì, ho vinto. E cos'è successo? Dario Vellini, il papà di Jacopo, una storia iniziata 2 anni fa, esattamente 2 anni fa. Cosa è successo? Allora, esattamente un anno fa, il 27 dicembre scorso, appunto diciamo che la nostra vita familiare è cambiata quando appunto ci hanno comunicato questa leucemia fulminante acuta rara di Jacopo, quindi tutte queste aggettivi e terminologie tutte insieme che hanno un po' invaso la nostra vita. Dopo qualche giorno un po' di assestamento per capire, vuoi non vuoi, come dover affrontare, ecco, questo viaggio, una sera eravamo ricoverati insieme appunto con Jacopo al Policlinico e mi chiese: papà, perché io? Io d'impulso gli ho risposto: Jacopo, perché tu sei l'unico che puoi vincere. Da quel momento quei sentimenti di paura, terrore e tanta... Jacopo già fa il segno della forza, io sono forte. No, perché c'è un bracciale che adesso spiegheremo. Fondamentalmente hanno fatto sì che si trasformassero in qualcosa di diverso. Nasce un rapporto tra un padre e un figlio che in una quotidianità di vita non potrebbe mai esserci, anzi io ho anche quasi ringraziato la leucemia, paradossalmente, perché mi ha dato appunto la possibilità di conoscere mio figlio come non avrei mai potuto fare. Abbiamo affrontato questo viaggio non nascondendoci da nulla, anzi abbiamo anche cercato di testimoniarlo e raccontare giorno per giorno quello che abbiamo vissuto. Forse perché nella vita siamo abituati oggi solo a raccontare le cose belle che ci avvengono e divulgarle. Quando ci avviene qualcosa di brutto teniamo a nasconderlo e tenerlo per noi. Ci sono stati 3 aggettivi che hanno guidato questo anno insieme, che era la fede, la speranza e l'amore. Tante persone hanno pregato per Jacopo, ci tengo anche qui a ringraziarle perché io le ho quasi definite come uno scudo d'amore protettivo appunto nei confronti di Jacopo e della mia famiglia. La speranza perché cercavamo di guardare al domani non sapendo fondamentalmente quello che potesse accadere. E l'amore è l'amore che abbiamo creato, ecco, fra di noi. Eh sì, vedo già degli sguardi veramente tra un papà e un figlio molto intensi. Jacopo, la tua esperienza, quindi più di un anno fa, diciamo, inizi questo tuo percorso, scopri questa malattia e insomma, giustamente hai detto: ma perché papà io, così piccolo, adesso hai 9 anni, ne avevi 9, di colpo la tua vita è cambiata, no? Sì, puoi parlare. Dai. Io ho detto papà perché io, perché volevo sapere perché io e noi altri bambini. Esatto. E lì... poi hai scoperto che ce l'hai fatta, ce la fai, no? Sei qui con noi a raccontarci questa tua storia, questa tua esperienza. E ci hai anche detto che di tutta questa tua esperienza non cancelleresti proprio niente. Sì. E perché secondo te? Perché? Perché me l'aspettavo molto peggio, ma invece è stata molto più bella. Ma perché poi l'hai vissuta con tuo papà accanto? Anche. Anche. E cos'è che ti ha colpito di tutto ciò? Che intendi? Di questa esperienza cosa ti ha lasciato? Ecco. Tante cose, perché ho conosciuto nuove persone, ho conosciuto tantissimi infermieri, dottoresse. Possiamo anche vedere qualche immagine di te in ospedale, abbiamo tanti video che ci ricordano quei momenti che sei stato in ospedale e quindi sì.
Quindi la relazione, padre Salvo, è importante anche in questi casi, sperimentare la solidarietà degli altri. Ecco, stiamo vedendo la maglietta, papà perché io, stiamo vedendo Jacopo qui in ospedale, senza capelli. Che, Sì, questo, noi- qui cosa stai facendo? Questa è l'AD, la struttura dove faccio fisioterapia. Dove fai fisioterapia? Sì, perché Jacopo per più di 7 mesi non ha più camminato, perché il cortisone e la chemio, diciamo, gli hanno paralizzato il bacino e le gambe, e quindi ha dovuto fare, tuttora sta facendo fisioterapia e logopedia, perché diciamo che noi abbiamo scoperto tutto da una paralisi al volto che gli è venuta. Da lì, diciamo, appunto, abbiamo iniziato questo percorso. Fondamentalmente sono stati 9 mesi di chemio, ha fatto 10 sedute di radio, non so quante trasfusioni di sangue e di piastrine, tanti momenti tristi, però fondamentalmente abbiamo cercato, ecco, di colorarli in un modo diverso, perché non è tanto solo quello che viviamo noi come genitore, ecco, della singola esperienza, ma è quello che vive all'interno di quel reparto, dove condividiamo con altri genitori, con altri bambini questa esperienza, dove si vanno a creare legami che neanche dopo 20 anni di amicizia possono andarsi a creare. Noi oggi ci sentiamo fortunati perché abbiamo superato, diciamo, il primo anno appunto di percorso della malattia, ma purtroppo tutto ciò non sempre avviene e mi preme ricordare 5 ragazzi che non ce l'hanno fatta, da Gaetano, da altri ragazzi che purtroppo questo percorso non sono riusciti a portarlo al termine, quindi fondamentalmente la vera forza, la vera testimonianza sta nell'accettare, ecco. Quanto ha aiutato la fede in tutto questo? Tanto. Diciamo che la nostra storia familiare, come prima stavo raccontando, c'è già tanta fede da prima, perché io ho perso mio fratello tanti anni fa per un tumore. Era il 23 giugno del 2008. Sì, dopo 2 anni abbiamo deciso di trasformare l'amore in amore per gli altri, fondando l'associazione L'Angelo Federico Ollus. Quando Jacopo Federico nasce il 24 giugno del 2015, per noi ha rappresentato una rinascita di vita, di famiglia e di tanto. Quando è arrivata la notizia della sua leucemia, non posso negare un po' di disorientamento, quantomeno dice ho perso mio fratello. Oggi vivo tutto ciò accanto a mio figlio e il suo prima perché io me lo sono chiesto io, perché di nuovo a noi. Però anziché buttare un cammino fatto negli ultimi 15 anni, ho deciso di affrontarlo per come ho fatto questo ultimo percorso della mia vita, continuando ad avere la fede, la speranza di doverla affrontare, perché quando si tratta di un figlio non puoi scappare, un genitore non può scappare, non può girarsi da un'altra parte, la deve affrontare. Non c'è un manuale di come si affronta la malattia né personale né accanto al proprio figlio, c'è di affrontarla e accettarla per quello che sono i momenti più tristi, i momenti più brutti, i momenti difficili, i momenti di angoscia, i momenti di paura, i momenti di sconforto. Però la vera forza per me e per noi è stata Jacopo. Jacopo in questo anno non si è mai lamentato, non ha mai detto papà questo no. Qua stiamo vedendo alcune immagini delle sue infermiere del cuore. Abbiamo cercato, ecco, di raccontare quello che sono un mondo scuro, pieno di colori, sorridendo alla vita e sorridendo alla leucemia. Padre Salvatore, Dario dice, dopo alcuni anni che aveva perso un fratello molto amato con un tumore, poi capita con suo figlio così piccolo, e effettivamente ci si potrebbe abbandonare, come dire, a dire, Signore, ma perché? Cioè perché? E si potrebbe anche abbandonare la fede per certi versi, no? E invece in questo caso Dario assieme al figlio Jacopo sono andati avanti con coraggio, con fede, senza mai voltare le spalle a Dio, perché Dio in questo caso non gli ha voltato le spalle, non volta mai le spalle a nessuno, ma c'è chi pensa che possa accadere questo, no? Esatto. Il Signore ha voltato lo sguardo, cioè non mi sta più proteggendo, guardando, e invece le cose accadono anche le cose più brutte, anche a chi ha fede, però c'è la forza, una forza diversa per affrontarle. Esatto. E abbiamo qui un'altra storia di Giobbe.
Noi sappiamo Giobbe non ha avuto una sola prova, ma ha avuto una serie di prove. Qui abbiamo la storia concreta di una famiglia che già ha avuto una prova, di cui io sono anche testimone, conosco bene la storia, e ne è subentrata un'altra, no? Quindi uno dice, ma aspetta, ma non bastava quello? Quel dolore così Quel dolore grande. non bastava a mio fratello, ora anche mio figlio, per cui c'è un perché legittimo, lecito, che io non posso non dire è umano ed è giusto, solo che stranamente Dario ha detto un qualcosa che agli occhi umani potrebbe sembrare una bestemmia. Quella leucemia è diventata una grazia perché ho sperimentato una relazione paterna e di figliolanza straordinaria. E questo vengono i brividi. Cioè lui sta testimoniando, e lo vedo adesso nello stare accanto, poco fa, quando Jacopo cercava giustamente di esprimere le sue emozioni, i suoi pensieri, io osservavo lo sguardo di padre e figlio, no? C'è questa simbiosi, c'è questa complicità, c'è questa connessione straordinaria che fa vedere, giustamente non poteva non chiamarsi questa trasmissione La forza dell'amore, in cui un padre non ha mai smesso di essere padre, un padre che è stato sempre accanto a suo figlio, un figlio che pone delle domande, che in fondo la domanda del figlio, ed è bellissima, è la domanda che Dario stesso si è posto dentro il suo cuore, e poi le 3 parole chiave, la fede, la speranza e la carità. Quindi io vedo che quando una persona entra nel mistero di Cristo, non è che la vita diventa più semplice, non è che la vita diventa più facile, e giustamente noi li abbiamo qui, ma giustamente Dario ci ha trasmesso, ci ha comunicato che nel reparto ci sono tante altre situazioni, e ne cita 5 che non ce l'hanno fatta. Quindi io vedo che al di là della riuscita o non riuscita, ed è chiaro, è normale, l'augurio più grande è che possa risolvere, in ogni caso è stata un'esperienza di amore. Quindi io credo che la fede non risolve i problemi, ma ti fa vivere la vita in modo straordinario, da vittorioso, perché la vittoria, la vera vittoria... Stiamo vedendo le magliette, leucemia, 2 Esatto. 2-0 sconfitta. La vera vittoria è il loro amore di padre e figlio, quindi abbiamo, secondo me, una testimonianza di paternità e figliolanza che diventa da specchio per tanti padri e figli, che tante volte non significa come costruire questa relazione. E qui stiamo vedendo Dario che aiuta Jacopo ad alzarsi quando non riusciva a stare abbiamo in piedi. detto che Jacopo non riusciva più a stare all'impiedi perché aveva fatto tanti cicli di chemio, di radio, insomma. Dario, possiamo dire che, ti do del tu, tu hai vissuto e sperimentato l'affidarsi a Dio Padre, Jacopo di conseguenza ha sperimentato e continua a sperimentare l'affidarsi a te, questa figura in carne e ossa che è il papà. Ed è questa la sua forza, il credere in te, Posso che a confermare... tua volta credi in Dio. Posso confermare questo perché Jacopo una sera mi disse: papà, tu ti fidi di loro? Riferito ai medici. E io gli ho detto sì, perché se un padre non trasmette al proprio figlio la fiducia che si rivolge, appunto in questo caso ai medici e in questo caso a Dio, non può crederci lui. Quindi paradossalmente io dico sempre che la mia forza è stata lui, come tanti hanno detto che forse la sua forza sono stato io, ma io mi sentivo semplicemente un partner, uno strumento in suo possesso, che ha permesso a entrambi di poter affrontare tutto questo. Io gli dicevo sempre a Jacopo, quando tu da piccolo, da quando è venuto a mancare mio fratello, gli ho sempre detto che lui ha uno zio speciale in cielo, che non lo vede, ma che ha dei poteri speciali, dell'invisibilità. Ogni volta che aveva un problema si sentiva triste, gli dicevo: Jacopo, tu parla con lo zio Fefè e lui ti risolve i problemi. E ogni volta che Jacopo aveva una difficoltà, la sera anche in ospedale, gli ho detto: zio Fefè, perché mi sta facendo male lo stomaco. E quindi ecco, il cercare di affidarsi non è facile, soprattutto quando non vedi, ma è proprio quella la forza e la magia di andare oltre a quello che è l'aspetto visivo e all'aspetto del tatto, perché se lo senti dentro
c'è davvero. Se lo dici tanto per dire, io dico sempre le parole le porto via il vento, se non c'è qualcosa di concreto difficilmente puoi testimoniare, ecco, fuori quello che fondamentalmente è stata in questo caso la nostra esperienza. Ci fermiamo per qualche istante, poi continuiamo a parlarne anche con padre Salvatore Bucolo, pochi secondi di pubblicità, poi torneremo a parlare con Dario e Jacopo Vellini. A tra poco. Grazie. Eccoci, stiamo parlando con un papà, Dario Vellini, e con il figlio Jacopo. Insieme hanno vissuto, hanno combattuto e continuano a combattere, anche se Jacopo ha suonato la famosa campanella che suona chi ha già sconfitto un tumore. Jacopo, l'emozione di suonare la campanella quando ti hanno detto dai, sei guarito anche se devi continuare con delle terapie. Ero contento perché sapevo che non dovevo, cioè a me in senso buono mi piaceva essere un po' ricoverato. Ah sì? Mi piaceva. Sì, paradossalmente. Però sono contento perché avevo vinto. Allora, era contento perché il suo mondo è diventato l'ospedale, perché lì ha sperimentato, padre Bucolo, una serie di relazioni, perché dobbiamo dire, e Dario ce l'ha raccontato, abbiamo visto anche da alcune immagini, che Jacopo lì ha vissuto la Pasqua, il Natale, il compleanno, assieme al papà, ma assieme anche a tutto il personale medico, quindi quello era diventato il suo mondo. Esatto, e questo mi conferma, ma lo abbiamo sperimentato già in altre puntate, come la cura più importante è la cura delle relazioni umane. A volte potrebbe capitare, un po' lo capisco, perché c'è lo stress in ospedale, tanti pazienti, tanto lavoro, ci si focalizza sulla malattia, sul problema di salute, quanto in realtà la cura è della persona che ha quel problema di malattia. Quindi sperimentiamo come un reparto ospedaliero può diventare un luogo di relazioni umane, un luogo di grande ricchezza umana, a tal punto che è pazzesco, dice ma com'è stato bello lì in ospedale, perché si è fatta esperienza di umanità. E poi un'altra cosa molto bella, poco fa si diceva al fatto che Dario crede in Dio Padre e Jacopo crede in suo papà. In realtà, ma questo anche lo dice San Paolo, le paternità in terra, sulla terra, sono manifestazioni della paternità di Dio. Cioè, in poche parole, Jacopo scoprirà la paternità di Dio, o forse già di fatto la sta sperimentando, tramite la paternità di Dario. Cioè la paternità di Dio non può essere un'astrazione, non può essere qualcosa di intangibile, di non sperimentabile. Lui sicuramente, e questo è un processo graduale perché ancora è piccolo, no? Ma arriverà alla paternità di Dio perché ha sperimentato la paternità terrena, e questo è fondamentale. Poi, altra cosa che mi piace dire, poco fa diceva Dario, mio figlio è la mia forza, ma anche il figlio dice mio padre è la mia forza. E che significa? Che probabilmente l'uno sono state forza dell'altro. Questo significa che l'amore diventa amore quando non c'è uno che è oggetto e l'altro soggetto, non c'è uno che dà di più e l'altro di meno, ma l'uno dà e riceve all'altro. Quindi io ringrazio perché averli qui in studio, secondo me questa loro testimonianza, questa loro presenza sarà una benedizione per tanti che vivranno o si trovano a vivere questa situazione di malattia non semplice, ma a volte situazioni di malattie, di relazioni difficili, perché il problema non è solo la malattia fisica, il problema è anche di relazioni malate tra padre e figlio. Ecco, loro ci mostrano che la forza di tutto è la relazione tra padre e figlio, che può portare a una pienezza di vita. Dario, hai vissuto questi mesi in ospedale assieme a Jacopo, anche perché hai un'altra bimbetta. Un altro bimbo. Un altro bimbo, quindi un altro figlio, Sì, sì. Che chiaramente tua madre... Noi con mia moglie abbiamo deciso di dividerci in questo viaggio perché Nathan e Mattia il 21 dicembre ha fatto un anno e il 27 hanno ricoverato Jacopo.
quindi anche lui si è ritrovato catapultato in qualcosa che non conosce, non ha potuto capire perché ha vissuto un anno dentro casa, fondamentalmente. Lui il suo primo parco giochi l'ha vissuto 2 mesi fa, 3 mesi fa, ecco, perché non potendo avere contatti, ovviamente non potevamo stare vicini a qualcuno, i suoi valori erano bassissimi e quindi lo dovevamo tenere in una sorta di bolla di vetro. Noi abbiamo vissuto dentro l'ospedale, ma cercando, dicevo sempre a Jacopo che questo è l'unico luogo dove poter ritornare alla nostra vita. Quando si parla dei capelli, credo che quello sia l'ultimo dei problemi. Jacopo, quando gli ho detto che avrebbe iniziato la chemio, che noi abbiamo deciso di chiamarla Cola chemioterapia, proprio per cercare anche di dare un nome diverso a ciò che a volte fa paura, no? Quindi normalizzare un qualcosa di diverso. Quindi abbiamo messo l'etichetta della Coca-Cola avvolta nella chemio. E quindi abbiamo lanciato anche questo nuovo trend. Quando gli ho detto che gli sarebbero caduti i capelli, ho fatto scegliere a lui cosa volesse fare, ovvero sì. Ti ha risposto Coca-Cola. Coca-Cola. E mi ha detto, papà, ok, io non voglio che mi cadano, tagliamoceli entrambi. E ci siamo rasati, abbiamo chiamato il nostro barbiere di fiducia che è venuto in ospedale, ci siamo chiusi in bagno e ci siamo rasati tutti e due. Ecco, perché fondamentalmente a volte si ha paura di vedersi allo specchio in maniera diversa. Io all'epoca per mio fratello non ho potuto affrontare il percorso della sua malattia perché lavoravo fuori e quindi l'hanno vissuto i miei genitori. E dentro di me mi sono portato per quasi 17 anni questo cosa dentro di non aver potuto aiutare o assistere mio fratello nel suo percorso di malattia. E quindi mi ero ripromesso a me stesso di viverla a fianco a Jacopo senza lasciarlo mai un giorno. Proprio per questo motivo ho deciso di affrontarlo accanto a lui e paradossalmente mi ha dato la possibilità di fare un qualcosa che non ero mai riuscito a fare negli ultimi 17 anni, che era perdonare me stesso, anche se mio fratello sicuramente non mi avrebbe detto questo, di non essere stato accanto a lui e mi ha dato la possibilità di viverlo invece accanto a mio figlio. Sono esperienze di vita molto forti, padre Salvo, lasciano senza parole. Ma ascoltando Dario, così d'impatto mi è venuto in mente il film La vita è bella di Benigni, in cui nel campo di concentramento di Auschwitz il padre è stato capace di far vivere il dramma al figlio come un gioco, come un'avventura. Ma in fondo qui vedo che questo è possibile. Quindi significa che essere padre significa anche avere quella creatività, quell'arte, perché qua capisco che non è solo essere papà, ma c'è un'arte della paternità, c'è un'intelligenza, c'è una saggezza, c'è una profezia, c'è una lungimiranza, c'è aiutare al figlio a vivere quella situazione, ma compatibilmente con la sua età, con la sua sensibilità, perché di fatto Jacopo ha fatto la sua battaglia, ma il padre, in questo caso Dario, percepiva che era necessario far sì che questa situazione fosse a misura sua, a misura della sua età. Questa è la vera paternità. Quindi lui non gli ha nascosto il dramma perché il dramma era visibile, ma si è messo dentro il fatto di rasare i capelli, no? Che poi diventa una sorta di quasi di gioco, quasi di compagnia, per dire in questa battaglia ci siamo insieme. Non è vero che tu vieni sfigurato, non è vero che la tua bellezza viene tolta, ma siamo insieme a lottare. E quindi io vedo qua la conclusione, la vita è bella. E loro lo testimoniano con la loro vita, che in una situazione drammatica sperimentano la gioia dello stare in piedi e del condurre questo combattimento. Questa vostra esperienza, questo vostro forte legame, come se ha contagiato altri piccoli pazienti? Come vi vedevano? Come dei supereroi, come un papà e un figlio, giocherelloni? Non ho capito ecco. la domanda. Nel senso, come ci vedevano gli altri del reparto a noi quando facevamo... Gli altri bambini, gli altri genitori. Quando giocavamo all'interno. Come ci vedevano? Come vi definivano? Amichevoli. Amichevoli. Allora, io posso dire questa piccola esperienza. Noi abbiamo deciso di raccontare questa storia durante il percorso della malattia. Inizialmente, dico anche egoisticamente, un po' per me stesso, perché mi aiutava a buttare fuori tutti quei pensieri negativi che mi avvolgevano e quindi anziché farmi travolgere li raccontavo fuori come una sorta di diario non scritto ma pubblico.
Da lì ci siamo resi conto che fuori arrivava un messaggio molto forte, che inizialmente non ci rendevamo neanche conto. E maglietta dopo maglietta ci ritrovavamo a fare dei video dove parlavamo con centinaia, migliaia di persone al giorno da tutta Italia, non soltanto del nostro reparto, che hanno trovato nel nostro modo di raccontare questa esperienza un modo diverso di affrontare la malattia. Io tendo a specificare una cosa: il nostro non è il modo giusto. È stato il modo giusto per noi, perché non esiste un modo per affrontare la malattia, perché tanti genitori sono chiusi dentro la stanza col figlio a piangere e non è una vergogna, né tantomeno una cosa sbagliata, è un modo per affrontare la malattia. Tra me e Jacopo ha funzionato questo perché si è creato questo tipo di legame, questa sinergia, perché lui ormai si sentiva felice di poterla raccontare, perché ormai era quasi un personaggio. Papà, ma ora gli autografi mi incontrano per strada, e quindi lui faceva dei video dove parlava alle persone, li salutava. C'è stato veramente tanto dietro. Paradossalmente a volte mandare dei messaggi forti aiuta a trasmetterli. Io vado un po' controcorrente, io non sono quello che il bene si fa in silenzio, non l'ho mai fatto nella mia vita. Ho sempre detto che il bene si deve far vedere, si deve far conoscere, si deve divulgare, perché il bene genera bene. Siamo oggi abituati a raccontare solo le cose che non vanno male, tutto quello che va male lo raccontiamo. Il piangersi addosso. E invece io dico che le azioni positive generano azioni positive e pensieri positivi, e se oggi Jacopo è qua, io sono fermamente convinto che tutti questi pensieri positivi di fede, di amore nei confronti suoi in primis e della mia famiglia hanno fatto sì che oggi potessimo raccontare e testimoniare questa giornata. Certo, il bene genera altro bene, bisogna raccontarlo e noi ne siamo convinti, e il motivo di questa trasmissione è anche questo, come dire, far emergere le storie belle, le testimonianze più significative che possano trasmettere qualcosa a chi ci ascolta. L'importante è chiaramente non ostentare, una cosa è raccontare, far vivere agli altri quello che si è sperimentato. Altro è ostentare o partire sempre da se stessi per dire come siamo stati bravi, come siamo stati belli. Non è il caso di Dario col figlio Jacopo. Ma una cosa aveva già anche detto prima: non c'è un manuale, non è quello che noi abbiamo fatto significa, ma ognuno ha una sua storia personale, ognuno ha una sua reazione. Sicuramente questo ciò che diventa un punto fermo, la forza dell'amore, cioè l'amore è capace in ogni storia diversa l'uno dall'altro a fare cose grandiose, quindi abbiamo qui anche l'umiltà di una storia familiare che mostra come anche nel narrare una narrazione che diventa anche condivisione, ma diventa anche riflessione per tutti. Di questo io ringrazio Dario, ma ringrazio quasi il nostro piccolo eroe, che sicuramente nella sua vita farà tesoro di quanto sta vivendo oggi e sarà un dono per tutti. Intanto abbiamo suonato la campanella che segna la fine di un percorso, in parte continuerà, ma già siamo fuori, diciamo, dal tunnel. La maglietta l'avete indossata, 2-0, quindi 2 Jacopo, 0 leucemia, ha vinto Jacopo. Adesso, guardando il futuro, proiettandosi sul futuro, cosa c'è di bello che desiderate, che sognate per Jacopo? Tu, Dario, assieme a tua moglie. Io dico il tempo. Il tempo è la cosa che ho sempre desiderato nella mia vita, perché è quello che a volte diamo per scontato che abbiamo. E quindi è quello che fondamentalmente auguro a noi e agli altri, di avere il tempo per poter vivere questa vita che tante volte critichiamo, rinneghiamo e a volte la disprezziamo, quando non ci rendiamo conto che è l'unica che abbiamo. Dare valore alle cose che si hanno. Sì. E se ci volessimo rivolgere a chi in questo momento sta affrontando una malattia importante, lo chiedo a te, lo chiedo poi a padre Salvatore Bucolo e chiudiamo. Di non avere paura della paura stessa, ma di tramutarla in forza, perché non è rinnegando la paura che affronti il dolore e la malattia, ma è accettare e trasformarla in qualcosa di importante per affrontarla.
Quindi, padre Bucolo, il coraggio non viene cercando di schivare la paura. Esatto. E soprattutto credete nella forza dell'amore, perché un padre, una madre, un genitore ama suo figlio e ciò che lo porta sempre a lottare è proprio questo amore, quindi credete in quella forza dell'amore. Poi il Signore sa in ogni storia personale. E c'è anche un amore con la più grande. Con la maiuscola, che è l'amore di Dio. E questo, io dico sempre, è una grazia e bisogna pregare molto perché in ogni storia, veramente in quella sofferenza, possa entrare Dio e dare quella forza unica che solo Lui sa dare. Grazie padre Salvatore Bucolo, grazie a Dario e a Jacopo per averci raccontato la loro storia. Non possiamo che augurarvi un mondo di bene, un mondo pieno di amore. Ci ritroveremo qui fra qualche anno. Jacopo ci racconterà il suo percorso di questa relazione speciale con papà Dario e con papà, con Dio Padre. Va bene? Allora, ci rivedremo qui tra qualche anno. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.